Euroregioni News. Gli auguri del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Il 2018 è l'anno dei 3 presidenti: Franco Jacob, che ha portato a termine l'11ª legislatura, Ettore Romoli, che ha dato il via alla 12ª legislatura ma purtroppo è mancato dopo meno di un mese, infine il sottoscritto, che a luglio ha preso il testimone di questa carica non cercata. Ha esordito così il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, in occasione dei saluti di fine anno con gli organi di stampa. Al suo fianco il vicepresidente del Consiglio, Francesco Russo, e il consigliere Danilo Slocar, che ha portato i saluti del vicepresidente Stefano Mazzolini, e il direttore di agenzia Regione Cronache Maria Pia Bonessi. Zanin ha ripercorso le azioni intraprese in questo primo scorcio di legislatura sulla revisione organizzativa della sanità e delle UTI, un accenno anche ai fondamentali che reggono le scelte della legge di stabilità: famiglia, enti locali, lavoro e aiuto alle imprese. Sottolineature anche sull'importanza della cultura ad argine della violenza, in difesa e sostegno della libera informazione, sulla sfida per l'aumento dell'autonomia regionale e sul valore dell'essere regione europeista e quindi in dialogo con l'Europa. Si chiude un 2018 che è stato caratterizzato da aver avuto 3 presidenti del Consiglio regionale. Jacopo, che ha chiuso la scorsa legislatura, un ricordo commosso va al compianto Ettore Romoli, amico e presidente per alcune settimane, e poi l'ultima parte ho condotto io l'aula verso la fine del 2018. Un 2018 impegnativo, specialmente il mese di dicembre, nel quale abbiamo affrontato, come si diceva, 2 scogli importanti: la riforma della sanità e la riforma degli enti locali. La riforma della sanità è stata una riforma che non ha buttato tutto quello che era stato fatto in precedenza, ha tenuto insieme i territori con gli ospedali, abbiamo costituito queste 3 aree vaste, ma è intervenuta profondamente nell'organizzazione della cosiddetta governance. Adesso, nel 2019, si tratterà di concretizzare invece dei piani di sviluppo che facciano sì che la salute sia sempre più facilmente accessibile ai nostri cittadini della nostra regione, cosa che ci è stata chiesta e cosa sulla quale ci siamo impegnati durante la campagna elettorale, sia i partiti di centrodestra anche quelli di centrosinistra avevano una riflessione sulla sanità. La stessa cosa sugli enti locali: abbiamo appena licenziato una norma che ridà ai comuni la potestà di decidere cosa mettere insieme con altri comuni, quali funzioni, come collaborare. Abbiamo lasciato libertà ai comuni di auto-organizzarsi, perché i comuni sanno come dare le risposte migliori ai propri cittadini. Nel 2019 invece dovremo confrontarci con la costruzione di un ente di area vasta che possa gestire quelle competenze, non solo che furono delle province, ma anche competenze nuove che saranno trasferite dalla regione a questi enti di area vasta, perché riteniamo che la regione debba fare l'alta programmazione, l'alta legislazione, e la gestione delle attività che interessano i nostri cittadini debbano essere fatte a un livello più vicino a loro. E quindi su queste 2 riforme ci siamo già interessati, ci siamo già misurati e lo faremo ancora nel 2019. Abbiamo anche licenziato una finanziaria importante che dà contributi e sostegno alle famiglie, al lavoro, agli enti locali, cercando di far ripartire gli investimenti. E per il 2019 l'augurio che io faccio a tutti voi è quello che sia un anno sereno, che passiate un Santo Natale con la vostra famiglia, con chi vi vuole bene, e che attraverso anche il vostro contributo, il vostro sforzo, il vostro impegno di tutta questa grande comunità che è la Regione Venezia Giulia, possiamo nel 2019 disegnare un futuro di speranza per i nostri figli e di possibilità e di progresso per noi stessi. Auguri a tutti. Euroregioni News.